Un mezzo con gru a cassone ribaltabile, 2 pick-up, un camper come sala operativa mobile, un van attrezzato con motoseghe, un drone e una insacchettatrice elettrica, ma anche molto altro. Da quando la Protezione Civile è nata a Padova 25 anni fa, è il primo investimento in nuovi mezzi e attrezzature, ben 400.000 euro per velocizzare gli interventi di emergenza e rendere più efficienti quasi 120 volontari per quella che è la Protezione Civile più grande del Veneto e tra le prime in Italia. Li abbiamo scelti naturalmente con un confronto diretto proprio con il coordinatore e i volontari di Protezione Civile, in modo che loro potessero e possano lavorare nel miglior modo possibile. La sede è una sede prestigiosa e importante, il numero dei volontari è significativo, però c'era bisogno anche che avessero mezzi a disposizione che li facessero lavorare al meglio e nella maniera più repentina possibile. Tra gli acquisti anche una insacchettatrice elettrica che potrà essere spostata dove serve e in grado di preparare automaticamente centinaia di sacchetti di sabbia per alluvioni e allagamenti, mentre ora i sacchetti sono preparati a mano. Le attrezzature sono finalizzate a surrogare, in parte a surrogare attrezzature che ormai hanno tanti anni, no? Tenete conto che il gruppo è nato ufficialmente nel 2000 e tante motopompe sono di quell'epoca lì. Gli acquisti saranno fatti entro l'estate, in caso di emergenze. Saranno abbattuti i tempi. Oggi i volontari devono lasciare il lavoro, recarsi in sede e allestire i mezzi, il che richiede anche ore. Trovare mezzi nuovi e già allestiti con le attrezzature a bordo fa partire in fretta le squadre di soccorso e permette di intervenire in pochissimo tempo dove ci sono emergenze e cittadini in attesa di aiuto.